Buongiorno! Allora, questa volta mi avete chiesto di spiegare l'origine dell'espressione della nostra bella lingua napoletana Gli truan Crist arinde lupin. Cominciamo col dire una cosa, non è che queste cose io già le so, io me le vado a studiare perché sono curioso di sapere le origini della nostra cultura e infatti un'oretta fa me la sono letta e adesso cerco di spiegarvela. Cominciamo col dire subito una cosa però, non mi venite a raccontare che questa cosa non l'avete mai sentita perché si usa ancora nella lingua corrente. Dove sono che cose se non l'avete mai sentita? O perché siete surdi o perché non siete mai cresciuti a Napoli. Cominciamo con questo. Allora, gli truan Crist arinde lupin, letteralmente in italiano si traduce con andar cercando Cristo nei lupini. I lupini sono quei frutti della pianta leguminosa, sono frutti gialli che si mangiano bolliti, sono salati, infatti la morte sua, come si suol dire, è mangiarli magari a mergellina con una bella birretta fresca. Però mi raccomando, la roba me ne scorso in doce si nella munnezza, non facete sus che non siete altri, che poi che i napoletani siamo sus e non è vero. Detto questo, per capire l'origine di questa espressione della nostra lingua napoletana, dovete fare riferimento ai ricordi del catechismo. Se siete cristiani cattolici e avete fatto catechismo, vi ricorderete sicuramente di un certo personaggio che si chiamava Erode, quella sottospecie di tiranno che emanò un editto con il quale lui diceva che bisognava uccidere tutti i bambini al di sotto dei 2 anni. La leggenda narra che la Vergine Maria, la Madonna, nella sua fuga verso l'Egitto, voleva nascondere il bambinello Gesù. E allora chiese alla pianta del lupino, cioè, cortesemente, si poteva nascondere una creatura, sto scemo Erode che se mi sta cosa in capo, sta succedendo un po' di ferie. La pianta del lupino cazzimamente rispose, no, per carità, guarda, tu facessi con tutto il cuore, però stiamo tanto in noi cadi, dovrete come siamo, poi rimane a mattina come facciamo con bagnare, un momento a sto creatura, già mettere in terra pare brutto, non è giusto, ci vuole una sistemazione degna. E quindi le diede, come diremmo a Napoli, o varzesmam, cioè la mandò allegramente a farsi aiutare da qualcun altro. Così la Madonna si rivolse alla pianta del pino. Ecco perché io ho in mano una pigna. La pianta del pino invece rispose in maniera positiva e dice: non ti preoccupare, non ci stanno problemi, dove mangiano 4 mangiano pure 5, mi e tu creatura qua, casino che lo scemo Erode veramente fa succedere un po' di ferie. E così la Madonna, questo racconta la leggenda, pensò che la pianta del pino doveva essere premiata. Infatti si racconta che se uno prende il pinolo che sta dentro la pigna e lo divide a metà, lo spacca a metà, al centro ci trova una cosa come 5 ciuffetti che simboleggiano la mano del bambino, proprio perché si racconta che la Madonna, riconoscente verso la pianta del pino, disse: non ti preoccupare, io mo ti premio e ti do questa virtù, questa qualità particolare che nel tuo frutto ci deve essere il segno della manina del bambino Gesù. Ma perché pino, lupino e roba varia? Lupino anche per una questione linguistica, perché gli truan Crist arinde a lupin, l'articolo lupin, cioè il pino. Poi parlando, lupin diventa olupin, che sarebbe il frutto che abbiamo detto prima, quello giallo. Ecco perché si dice agli truan Crist arinde lupin. Qualcuno pensa pure che si dica così appunto perché in do lupin tu non lo puoi trovare mai il segno della manina del bambino, mentre forse lo potresti trovare nel pinolo che invece fa parte della pianta del pino che ha dato ospitalità al bambinello Gesù. Quindi questa è l'origine dell'espressione agli truan Crist arinde lupin. Serve semplicemente per indicare una persona eccessivamente pignola, eccessivamente precisa, che va cercando, come si suol dire pure in italiano, il pelo nell'uovo, cioè va trovando qualche cosa dove quel qualcosa non lo potrà mai trovare. Vabbè, quindi mi raccomando, non andate a cercare Crist arinde lupin su ogni cosa, perché tanto alla fine chi prima e chi dopo tutti quanti andranno per tu siamo a finire, quindi non vale la pena che vi applicate più di tanto, solo quando serve. Statevi bene, alla prossima. Uè, che state facendo? Guarda, io sapevo, ma state tutti quanti con i pinoli in mano perché state cercando di dovete spaccare ad avere se ci sta la manella di nostro Signore Gesù Cristo che sta in cielo sempre sia lodato. Ma allora vedete che a capo vostro non è buono, lasciate perdere, non la trovate, è una leggenda. Ma che avete trovato i pinoli in mano, metteteci un poco di uva pasta, stasera facete 2 tracciulelle, ve le mangiate, non mi è sul bicchiere di vino e via da cuccare, facete salute, madonna mia che capo che tenete, statevi bene. Another point of